Buongiorno, buongiorno ai nostri amici telespettatori. La puntata di oggi di Family, Salute e Benessere è dedicata praticamente al vivere bene in città, in modo particolare a Udine. Ne parliamo con Stefania Pascut, che è responsabile dell'ufficio Città Sane del Comune di Udine. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Abbiamo detto che il tema della trasmissione di oggi è proprio il vivere bene in questo caso in città. Tante le iniziative, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione, perché abbiamo detto che per qualsiasi patologia è importante fare una corretta prevenzione, partendo appunto dallo stile di vita, ed è molto importante agire sulla psiche anzitempo e non rimanere da soli, non chiudersi, socializzare. E questo è un po' così, no? Possiamo dire, un po' la filosofia, se Esatto, sì, vogliamo. assolutamente. Al di là anche del fatto, non so, di respirare aria buona, perché insomma c'è tutto un insieme di cose. Assolutamente sì, come appunto come diceva lei, il tema dello stile di vita è fondamentale. Quindi una sana alimentazione, l'attività fisica, la prevenzione delle dipendenze, quindi fumo, alcol, piuttosto che appunto stare insieme, socializzare e prevenire anche la demenza, quindi fare attività mentale, sono importantissime. Diciamo che gli ultimi sviluppi sono quelli di lavorare anche proprio sull'ambiente, quindi su ambienti sani e sostenibili. Anche per raggiungere gli obiettivi europei. Esattamente, gli obiettivi dell'Agenda 2030, Sì. questi obiettivi di sviluppo sostenibile sono al centro un pochino delle agende politiche di tutta Europa ma di tutto il mondo, e quindi questo è un pochino quello che il progetto Città Sane si pone come tema. Il progetto Città Sane nasce nel 1986 con la Carta di Ottawa, quando appunto emerge la necessità di lavorare nelle città, che sono le realtà più vicine ai cittadini, e di promuovere la consapevolezza sul tema della salute, quindi sul tema della prevenzione, dello stile di vita sano e di un ambiente anche sano. E diciamo quelli che sono i pilastri di questo progetto, diciamo, a livello globale sono sicuramente la partecipazione dei cittadini e la salute in tutte le politiche, quindi capire che la salute non è legata solo a fattori sanitari, anzi diciamo, solo il 15% della nostra salute è influenzata diciamo, da fattori di tipo sanitario, mentre invece moltissimo si può fare con tutti gli altri aspetti della nostra vita quotidiana, quindi come diceva lei la riduzione dell'inquinamento, la mobilità sostenibile e tutto quello che appunto possiamo fare per rendere le nostre città più sane Ecco, e resilienti. infatti sono tante le iniziative sul territorio che stanno proprio in questo programma proprio di Città Sane, perché ci sono degli Esattamente. obiettivi che vanno raggiunti. Sì, e quindi partiamo, diciamo, dalle fasce d'età più Sì. giovani, con tutta una serie di programmi nelle scuole, di screening odontoiatrico per esempio, di educazione a sane abitudini alimentari, di educazione al movimento, allo sport, fino ad arrivare poi, ovviamente sappiamo che la promozione della salute dura per tutto l'arco della nostra vita, quindi agire prima possibile è utile poi anche per invecchiare bene. Però chiaramente ci sono anche dei percorsi per le persone in età avanzata, per appunto prevenire le cadute, per prevenire le malattie cardiovascolari, quindi muoversi sempre, mangiare bene, avere delle reti sociali solide, delle reti familiari, amicali che ci possano sostenere appunto in quei momenti anche di solitudine che ognuno di noi può incontrare nella sua vita. Ecco, proprio mi tolga una curiosità, ad esempio nel caso di una persona anziana da sola, il comune come si attiva? Si attiva su segnalazione oppure è al corrente che c'è un tot di persone anziane, cioè di persone che hanno raggiunto una certa età e che quindi potrebbero essere maggiormente a rischio e interviene su quella fascia d'età? Ecco, vorrei capire come riuscite a intervenire, come riuscite a intercettare le difficoltà sul territorio. Allora, guardi, c'è ovviamente un'offerta aperta a tutti Sì, che viene pubblicizzata attraverso tutti sì. i canali e quindi quella è disponibile, insomma la si trova nei canali informativi.
Poi ci sono invece per le situazioni di fragilità, c'è per esempio il progetto No alla solitudine, che è proprio Sì. un servizio che va a trovare le situazioni di fragilità e a supportarle nelle attività quotidiane, quindi se una persona ha bisogno di fare la spesa, di andare in Però il ospedale. problema è riuscire a intercettare. E le dico perché in una trasmissione che facciamo proprio qui a Telefriuli, che è Sportello Pensionati, si ricevono delle telefonate un po' da tutta la regione di persone che dicono sono qui, sono da solo, non ho nessuno, non so a chi rivolgermi. Non le parlo del caso specifico di Udine, però effettivamente noi Sì. raccogliamo queste segnalazioni. Sì. Ecco, volevo capire quanto è difficile riuscire a intercettare, perché ci sono persone che magari non hanno neanche il coraggio di rivolgersi ad altri per chiedere aiuto. Certo, guardi, è molto difficile, è uno dei penso temi, che è sia... sicuramente uno dei Sì. temi, perché effettivamente molte persone non hanno, forse anche vivono da soli, ci sono 29.000 persone a Udine che vivono, sì, di nuclei monofamiliari, di 29.000? persone, sì, over 65 che vivono da sole, quindi sicuramente, sicuramente è un tema. Cade a pennello un progetto che stiamo in questo momento sviluppando che ha, diciamo, come specificità il tema delle truffe, della prevenzione delle truffe agli anziani che sono sicuramente aumentate anche con la pandemia, ma la cosa, diciamo, innovativa è il metodo che stiamo utilizzando, perché questo progetto vede il coinvolgimento di tutte quelle figure sul territorio che possiamo definire antenne sociali. Quindi stiamo coinvolgendo non solo le associazioni di volontariato, ma anche i negozianti, per esempio, i presidenti di quartiere, tutte quelle realtà, Sì, vengono investiti le figure per... gli amministratori di Sì. condominio, che vengono in qualche modo, appunto, come dice lei, investite non di una responsabilità, ma di questo ruolo, diciamo, sentinella, perlomeno. sentinelle, esattamente, che possono poi non solo aiutare la persona nell'immediato, ascoltarla, l'ascolto attivo per esempio è importantissimo, ma anche avvicinarle ai servizi nel momento in cui abbiano bisogno di qualche informazione specifica. Ecco, questo progetto lo stiamo realizzando con il supporto del Centro Antartide di Bologna. Questo in rete contro le truffe? Esatto, Ecco, esatto. allora mostriamo perché ci sono tante brochure anche per mostrare ai telespettatori e anche a quanti possono interessati. Questo appunto trae beneficio da un finanziamento del Ministero degli Interni proprio sul tema delle truffe, ma abbiamo Ionocolite vuote, prevenire le truffe facendo comunità. Abbiamo usato Prevenire ovviamente imbroglio quasi in anche comunità. la nostra lingua. Fatto anche in friulano. Sì, sì, sì. E qua ci sono le indicazioni. Ecco, che cosa, praticamente come comportarsi, cosa fare. Sono indicazioni semplici, alla portata Sono delle di pillole, tutti, veramente delle pillole pillole, sì, pillole preziose. Esatto, e diciamo stiamo utilizzando comunque il progetto per lavorare invece sul tema delle solitudini, che è una cosa assolutamente in aumento e è importantissimo da affrontare, anche qui con l'aiuto di un'associazione che opera sul territorio ma anche a livello internazionale, che è la rete dei telefoni amici, si chiama IFOTES, ed è molto importante perché forse non tutti lo sanno, ma anche qui a Udine c'è un telefono amico, c'è un numero verde che può essere chiamato anche solo per appunto se uno si trova in un momento di solitudine, di disagio, per trovare un minimo di supporto psicologico. Ecco, lei ci ha portato diverse brochure proprio per capire, no, le diverse qua, insieme per la salute e città sane. Ecco, quindi questo appunto trae spunto da quelli che sono gli obiettivi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, no? Sul tema, in questo momento l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sviluppato questa strategia delle 6P, dove appunto non c'è solo c'è la persona, la partecipazione, ma anche la prosperità, il pianeta, i luoghi, quindi tutto quello che può influire in qualche modo sulla nostra salute. Proprio per rimanere in tema, no? Uscire dalla solitudine e costruire relazioni. Anche ecco, questo è un tema importantissimo perché effettivamente si pensa alla solitudine come a qualcosa che riguarda gli altri, ma in realtà tutti noi in un qualche momento della nostra vita potremo trovarci in una situazione di solitudine,
avere delle relazioni solide Tra che ci l'altro possono supportare. era stato scritto, cioè questo nel 2019, quindi prima della pandemia. Esatto, Ed è esatto. diventato attualissimo, Esattamente, cioè, ulteriormente sì, importante. sì, sì. Ecco. È nato nel 2019 perché c'è stato a Udine un congresso internazionale che ha Sì, visto la partecipazione di più di 1000 persone da tutto il sì, mondo, proprio per ragionare sui temi della solitudine, ecco, nelle varie, cioè per tutti i target, diciamo. La solitudine sì. non è solo delle persone anziane, ma anche degli adolescenti, dei familiari, per esempio, di persone che hanno in casa persone affette da demenza, insomma può riguardare moltissime problematiche. E questo anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Questo è uno dei testi, diciamo, che riguarda Sì, l'invecchiamento in salute, perché l'OMS lavora con dei piccoli gruppi di sì. città sui vari temi, ambiente, salute, invecchiamento, e Udine devo dire che ormai fa parte Fa di parte appunto questo di questa gruppo rete, dal di questo gruppo. 95 e ormai è diventata, diciamo, una città, non dico modello, ma sicuramente ha moltissime buone All'avanguardia pratiche, rispetto ad altre. assolutamente, sì. Siamo giunti in chiusura di trasmissione, magari io l'attendo ancora per parlare di varie iniziative appunto che riguardano Città Sane. Non posso fare altro che ringraziare Stefania Pascut, che ricordiamo essere responsabile appunto dell'ufficio Città Sane del Comune di Udine. Grazie per essere stata con Grazie a noi. voi, è stato un Grazie piacere. ai nostri amici telespettatori e noi con la rubrica Family Salute e Benessere ci vediamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.